consultivo è stato presentato oggi in commissione, in prima commissione, commissione bilancio. È un consultivo importante, solido, che mostra naturalmente i conti in ordine e in ulteriore miglioramento anche per quel che riguarda il 2022 rispetto alle annate precedenti. Abbiamo appunto una riduzione anche dell'indebitamento e un miglioramento di tutti gli indici regionali. È una questione complessa, è un riordino complessivo di tutta la rete delle partecipate che fornisce finanziamenti alle aziende. Verrà creata una holding di Veneto Sviluppo che vedrà come controllate sia Veneto Sviluppo stesso come fondo SGR, sia Veneto Innovazione, sia le partecipazioni in Finest. Questo creerà un ordine nella gestione appunto dei fondi che vanno alle imprese e nei sostegni e negli aiuti alle singole imprese. Noi non possiamo che confermare tutte le perplessità che avevamo già sollevato in fase di bilancio di previsione. Questa è una regione con delle grandi potenzialità e possibilità che decide di tirare i remi in barca e non investire le risorse di cui ha la disponibilità. Il rendiconto infatti si chiude con un avanzo molto rilevante, non si accendono nuovi mutui, non ci sono progetti attorno ai quali costruire il futuro di questa regione. Siamo, come dire, un'azienda in perfetto equilibrio di bilancio che però non scommette sul futuro dei propri dipendenti, cioè dei propri cittadini. Siamo molto preoccupati perché viviamo peraltro una fase storica in cui invece le necessità di cura e di attenzione rispetto a territorio e cittadini veneti stanno crescendo esponenzialmente. Questo è un progetto di legge che attendiamo da anni. Come sappiamo infatti da diverso tempo Veneto Sviluppo in maniera illegittima utilizza le risorse regionali per la finanza e il sostegno alle piccole e medie imprese. Dico illegittima perché l'Unione Europea e la normativa sulla concorrenza vieta a soggetti compartecipati anche da soci privati questo tipo di funzione. È da anni quindi che chiediamo alla Giunta di riordinare questa partita. Arriva finalmente oggi un disegno di legge molto complesso dal punto di vista dell'impianto, diciamo, di strumenti finanziari in campo, ma che ci sembra vada nella direzione giusta, perlomeno nel riordinare, nel mettere la regione del Veneto nelle condizioni di poter competere con le altre regioni in una fase storica in cui gli strumenti finanziari diventano un'arma fondamentale al servizio delle imprese. Proseguiremo le audizioni della prossima settimana con cura e attenzione perché crediamo sia un passaggio importante da controllare, verificare ed eventualmente da correggere se c'è qualcosa che non va.